Il calcio ha delle virtù e dei difetti. Quando vinci sei felice per 24 ore, poi devi già pensare alla prossima partita. Forse senti nostalgia alcuni anni dopo di quegli avvenimenti, te li ricordi con piacere e te li godi di più in quella circostanza che al momento in cui li hai vissuti. Sempre con lo sguardo avanti, qui si parla di calcio, ma forse quella direzione obbligata e convinta è l'immagine che meglio dipinge il Giampaolo Pozzo pubblico. 80 anni oggi, lui, patron più longevo di tutti in Italia, il Paron in Friuli. Lo omaggiano i tifosi, gli ex calciatori, il mondo del calcio in generale, come personaggio che al di là di questo record ha segnato comunque la storia della Serie A. Lo ha fatto da quando nel luglio dell'86 è subentrato a Lamberto Mazza, il cui pacchetto azionario era stato messo in vendita al termine di una stagione travagliata. Non avevo vocazione di fare dirigente di calcio, dovevo partecipare a una cordata, poi sono rimasto solo, poi ho fatto il presidente, non andava bene per me neppure fare il presidente e ho fatto, diciamo, il tifoso in diretta. Sarà l'intuizione che cambierà la sua vita da lì in poi e quella del club. La penalizzazione è l'avvio in salita che fa forse da trampolino a tutto quello che verrà dopo, con gli anni. Da mangia allenatore a vero talent scout dei tecnici, con i grandi cicli di Zac, Spalletti, Guidolin, Pozzo e la struttura che crea crescono anche nello scouting dei giocatori, eppure lì fanno scuola. L'Europa è il coronamento di una storia quasi illuministica dove il progresso può solo portare miglioramenti. Con Pozzo alla guida, l'Udinese ha conquistato 11 volte il pass europeo. Pozzo è il mix tra il tifoso romantico e l'imprenditore che sanno usare le giuste vie. È quello che conquista i successi e tiene legati a 6 tifosi, per i quali ancora oggi è il riferimento. Pozzo è quello di cui ti ricordi le frasi, le interviste, le stilettate, siano arbitri o ex bianconeri che fanno gestaci ai loro ex tifosi. Ogni riferimento a ex campioni del mondo è puramente casuale. Colpisce sempre nel segno, senza urla, eppure quando vuole tuona e il volume è la personalità più che il tono. Ma Giampaolo Pozzo segna un'epoca anche per quanto riguarda l'introduzione della tecnologia avanzata nel calcio e nella costruzione di stadi di proprietà, con la formula concordata con il comune di Udine. È qui che ospita anche una finalissima degli europei Under 21 nel 2019. Auguri Paron, 80 anni oggi, ma da sempre almeno uno avanti agli altri. Ce l'ho messa tutta la passione che avevo. Buonasera, la nostra copertina con gli auguri a Paron Giampaolo Pozzo, a cui è dedicato lo speciale di Bianconero XXL di questa sera, con gli auguri che tra poco ascolteremo anche da parte di tanti personaggi che hanno segnato la sua epoca, e vi vogliamo riproporre anche qualche storica intervista realizzata per la nostra DA e per la nostra emittente, per Telefriuli, in alcuni appuntamenti indimenticabili. Qui siamo ad Ancona, l'anno è il 1992, 14 giugno, la promozione in Serie A. Ultima battaglia, Presidente. Adesso inutile, bravo, non è nulla da aggiungere. Contano i risultati finali da questo momento. Ci vediamo alla fine. Minuti finali. È stupendo, non aggiungo altro. Abbiamo sofferto, però... Ma veri friulani non avete mollato mai? Mai, duri fino in fondo. A chi questa vittoria? San Paolo? Alla mia famiglia, alla squadra che si è battuta, all'allenatore, a Mariottini, a tutta la società che è stata molto brava. Mi dica quello che vuole. Niente, dico che la giornata è memorabile per noi perché abbiamo finalmente guadagnato questa Serie A
che non speravamo più, almeno a metà campionato. Poi un passetto, un mattone alla volta siamo arrivati in fondo. Pozzo ha significato Europa e se si pensa all'Europa si pensa all'Ajax. Qui le interviste in occasione della storica trasferta europea. Vita. Questa è un'esperienza interessante, io sono fiducioso come lo è la squadra, quindi adesso vediamo cosa succede domani sera, però con grande fiducia. Ajax favoriet, Ajax mijn nummer 1, Ajax in de wereld, Ajax. Potremmo anche farcela, a parte la partita di oggi, comunque un grande secondo tempo, la vera Udinese nella ripresa. Sì, abbiamo pagato dazio nel primo tempo, nel secondo tempo mi sembra che abbiamo visto l'Udinese che conosciamo, per cui le possibilità per il ritorno rimangono intatte, quello era importante, con l'1-0 ce la giochiamo adesso il ritorno, era quello che aspettavamo in definitiva. Un po' di soggezione entrare in questo stadio, diciamo, di fama mondiale? Ma mi sembra di sì, perché il primo tempo non siamo mai stati in partita, però nel secondo tempo abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari e adesso contiamo sull'effetto Friuli. Presidente Pozzo, moderatamente soddisfatto alla fine? No, sono molto soddisfatto perché il primo tempo l'avevo vista un po' male e poi il secondo tempo abbiamo dimostrato, insomma, che l'Udinese può giocare tranquillamente alla pari, perché se avessimo fatto anche il gol e se avessimo pareggiato non avremmo rubato niente, quindi ritengo che abbiamo ampie possibilità di raddrizzare la situazione e superare il turno a Udine, per quello che ho visto, quindi mi sento tranquillo. Un messaggio ai 40.000 tifosi che ci saranno il 4 novembre? Beh, prima di tutto è stato commovente vedere questi 2.000 che sembravano 40.000, ha fatto un tifo grandioso e questo mi ha fatto veramente piacere e adesso al ritorno io penso che l'Ajax si troverà un ambientino abbastanza buono per fare una partita in salita. Memorabile la festa per la Champions con Guidolin nel 2011, 10 anni fa in Piazza Libertà, un mare di gente, lui che canta le Udin con i tifosi e poi un siparietto con Inler e con Sanchez, rivediamolo. Grazie di tutto. Sono contento di essere qui stasera perché sono tutti dell'Udinese. Ieri era qualcuno anche del Milan. Qui siete tutti udinesi e sono contento di essere qui con voi a condividere questa grande felicità. Bene. Grazie ragazzi. Siamo tutti molto felici. Ehi, Sanchez, dove sei? Hai sentito? Hai sentito? Eccolo qua. Prometti che rimane ancora un anno. Dipende da te. Affare fatto. Ok ragazzi. Cosa ha detto di te? Inler, sì, ma l'Inter, non so, Inler. Vediamo, cosa dici? Dipende da te. Boh. Allora mi lasciano in mutante. Giusto?
Cosa dici Totò, tu che la sai lunga? È dura per Pozzo. Che insegnamenti gli date? Il calcio è una cosa meravigliosa, ragazzi. Siamo vicini alla squadra. Grazie a tutti e vediamo come va. Io sono fiducioso. Bravi, ale, aleluia, aleluia, ale, ale. Sono tanti i personaggi che hanno segnato l'era bianconera di Paron Pozzo, sono i personaggi anche che hanno voluto esserci per questo appuntamento e mandarci i loro videomessaggi di auguri al Paron. Caro Paron, i saluti e gli auguri più belli. Vorrei unirmi anch'io al coro di auguri ad centum. Vorrei inoltre ringraziare il Presidente per avermi tenuto nella stagione all'Udinese, nella stagione 86-87, stagione molto difficile e complessa che tutti ricorderanno, ed avermi permesso così di conoscere ancora meglio ed amare la genuinità del grandissimo popolo friulano. Tanti auguri, Presidente. Salve Press, buongiorno, com'è di lei? Mi piace salutarla così come lei salutava me tutte le volte che ci incontravamo nel nostro stadio, nel nostro spogliatoio, nella nostra sede. Sta per tagliare il traguardo, un traguardo straordinario, allora non potevano mancare i miei auguri. Si ricordi che lei è nel mio cuore per sempre, quindi tanti auguri di buon compleanno, Press. A presto, e a presto verrò a riabbracciarla, non virtualmente, ma quando sarà possibile fisicamente. A presto, buon compleanno. È bello festeggiare con lei gli splendidi gol della tua vita. Un traguardo? Niente affatto. Semmai la vitalità agonistica di una partita che non cessa di stupire. Tanti auguri, caro Presidente. Buon compleanno Presidente, per me è stato un piacere e un onore far parte dell'Udinese per 3 anni. Un abbraccio. Caro Giampaolo, in occasione del tuo 80° compleanno ti invio ogni augurio migliore, anche con un nostalgico ricordo alle tante esperienze professionali vissute assieme, tra le quali mi viene da citare quelle relative a Oliver Bierhoff e Marco Branca, ma come ricorderai sono tantissime. E questo è tempo però di festa, perché si celebra l'Augusto Genetiliaco. Tutti sappiamo che Augusto Genetiliaco era chiamato il compleanno dell'imperatore. Tu non sarai l'imperatore del mondo del calcio, ma il vero Paron, sì, Paron dell'Udinese, e noi ne siamo felici. Ad multos annos ancora. Complimenti e tanti auguri. Con grande piacere, Presidente Pozzo, le mando questo video messaggio augurandole un grande e felice compleanno. Ho avuto la fortuna di essere stato un suo giocatore e non ho mai dimenticato le sue parole di stima quando lasciai l'Udinese. Le auguro tutto il bene possibile, che questo traguardo sia pieno di nuove soddisfazioni professionali. Un grande abbraccio, con affetto, Fabio Brini. Tanti auguri Presidente, complimenti. 80 anni sono un traguardo importante, molti di questi dedicati all'Udinese, con risultati straordinari. Ancora complimenti e tanti auguri. Presidente, si ricorda la prima volta che siamo qualificati nelle Coppe Europee? Ecco, penso che ha regalato tantissima gioia al popolo friulano, a tutti i seguaci dell'Udinese. E per me essere stato il primo capitano europeo è stato un orgoglio enorme. Ecco, sono momenti che non si cancellano, rimarranno sempre indelebili. Adesso colgo l'occasione per farle i migliori auguri per i suoi 80 anni e le mando un grande abbraccio.
Tanti auguri Presidente, 80, quasi metà dei quali passati alla guida dell'Udinese. Io ho il privilegio di averne fatto parte e per questo non finirò mai di ringraziarla, perché per me è stato motivo d'orgoglio indossare questa maglia. È inutile dire, farle i complimenti per il lavoro straordinario che ha fatto per questa società, e io le auguro ancora tanti anni di felicità e successi, perché è quello che si merita, e grazie ancora per avermi dato il privilegio di aver fatto parte del suo mondo. Tanti auguri, ci vediamo presto. Buongiorno Press, con questo messaggio ha visto che sono vestito bene oggi, è un messaggio importante, ci vuole un vestito importante, bisogna essere eleganti. Lo ritengo uno dei messaggi più belli che voglio mandare. Le voglio fare gli auguri, Press, e la voglio ringraziare. Abbiamo vissuto assieme momenti strepitosi. Sono partito all'inizio con lei e la mia carriera è iniziata con lei ed è finita con lei. Perciò mi lega un rapporto straordinario. Abbiamo vissuto momenti belli, momenti meno belli, ma abbiamo vissuto delle grandi imprese, da salvezze allo spareggio, da promozione all'ultima giornata, alla Coppa UEFA, alla Champions. Abbiamo fatto cose incredibili, vissuto momenti che resteranno per sempre nel mio cuore. E ringrazio sempre, dico sempre il cielo per aver incontrato una persona come lei, ambiziosa, e spesso dico e lo ripeto, avanti agli altri di 20 anni, un visionario, uno che vedeva dove gli altri non vedevano, e che ha creduto e è riuscito a portare una società da una piccola società di provincia al calcio che conta, costruendo poi uno stadio incredibile. È riuscito sempre a fare cose che gli altri potevano solo immaginare. E sono molto legato a lei e le faccio veramente gli auguri di buon compleanno e l'abbraccio fortissimo. Un abbraccio, Press. Buongiorno caro Presidente, in questa giornata speciale, al compimento di un traguardo importante di vita, volevo associarmi ai numerosi auguri che sta ricevendo personalmente, con grande affetto, con grande stima, e mi auguro di vederla sempre sereno, sorridente e battagliero come al solito. Tanti auguri, Press. Ciao Presidente, ti faccio tanti auguri e tu 80 anni, sei ancora giovane. Ti faccio i complimenti a te e alla famiglia. Ti auguro tutto il bene che te lo meriti. Ciao Presidente, sei il numero 1. Buonasera, i più sinceri auguri di buon compleanno al Paron Pozzo per i suoi primi 80 anni, ma soprattutto un gigantesco grazie per tutto ciò che ha fatto per l'Udinese. Un abbraccio, Gigi Turci. Caro Presidente, è un piacere immenso essere qua per mandarti un augurio di cuore per i tuoi 80 anni. Tanti ricordi mi legano a te, 7 anni trascorsi insieme, 4 da giocatore, 3 da allenatore, un piccolo rammarico che non sono riuscito a regalarti la vittoria del titolo del campionato primavera, perché era veramente una ciliegina sulla torta. Come posso dire quello che dica? Sono 80 anni passati benissimo, ti trovi in grande forma e la tua eleganza è qualcosa di straordinario. Ti abbraccio e spero di vederti al più presto. Tanti auguri, mio Press. Tanti auguri Presidente, tanti cari auguri per questi fantastici 80 anni da parte di chi ha avuto la fortuna e l'onore e il piacere di collaborare con lei all'Udinese per tante occasioni. Mi fa piacere ricordare in particolare quella della prima esperienza con Galeone della promozione, l'ultima promozione della squadra dalla B in A, con Galeone, altro
grande personaggio che ha appena compiuto 80 anni come lei. Un grande abbraccio, con grande affetto e con grande piacere e riconoscenza per quello che mi ha dato e mi ha permesso di fare per l'Udinese, con un grande augurio di tante ancora grosse soddisfazioni. Tanti auguri, Mandi Paron. Tanti auguri Presidente, è una tappa importante che merita di essere festeggiata con gioia da lei, da chi le sta vicino e da tutto l'ambiente. Conoscendola poi so che ha 1000 progetti in cantiere, per cui le auguro di realizzarne quanti più vorrà. Le mando un affettuoso abbraccio e un calorosissimo saluto. Buon compleanno ancora Presidente. Auguri Presidente, un abbraccio grandissimo con immensa stima e immenso affetto, anche perché in fin dei conti poi l'Udinese è Giampaolo Pozzo. Auguri di nuovo, un abbraccio. In chiusura un grazie speciale a Monica Tosolini che ha raccolto i videomessaggi che avete visto e i nostri auguri ancora a Paron Giampaolo Pozzo per i suoi 80 anni. Grazie per averci seguito, buona serata.